ok? La pietra rimbalza sul 3. 3. 3. 3. È un esempio abbastanza impressionante. Questa ragazzina fa rimbalzare questa pietra che va avanti e indietro con questo tempo. Nel jazz sarebbe detto, nel rhythm and blues, lo shuffle, solo che in genere si batte sull'1 e invece lei lo fa cadere la pietra sul 3. Questo accento, che tecnicamente si chiama off beat, cioè fuori dalla pulsazione principale, e invece è 3, 3, 3, 3, è un prerequisito fondamentale dello swing. Ci torniamo fra un secondo per quanto riguarda il jazz. Un altro esempio di swing in Africa ve lo faccio sentire dal Sudan, perché sembra un pezzo di rhythm and blues. In realtà è nel villaggio di Berta, sono gli ensemble di Wazoo, che sono dei sorta di corni di trombe fatte con la zucca, e a cui si aggiungono dei cori femminili, e sentite che razza di swing hanno gruppi di questo genere. Il tempo di base. In questo ensemble, anche questo è un esempio abbastanza impressionante, in questo ensemble sentite proprio questo swing che adesso non abbiamo il tempo di analizzarlo, ma viene proprio da un sacco di questi accenti off-beat, cioè l'accompagnamento è questo, e la pulsazione di base e tutti gli accenti che ci sono tutti spostati rispetto a questa pulsazione. Cosa succede nel jazz? Torniamo al jazz. Questi sono esempi africani, possibili riferimenti sulle origini di questo atteggiamento ritmico che poi si diffonde e diventa parte centrale del jazz, perché in Africa esempi di questo genere sono sparsi e isolati, ma ci sono. Allora, è possibile nel jazz fare qualcosa che vada, appunto, che non stia sul tempo? Allora, una cosa tipica è il battere il 2 e il 4. Questo è uno degli errori più desolanti che in genere fa il pubblico quando i musicisti dicono battete le mani con noi, no? E tutti, in genere i musicisti fanno 1, 2, 3, 4, 3, e 1000 persone fanno il contrario, fanno 1, 2, 3, 4, 1, 2. E in genere i musicisti di jazz scuotono sempre la testa e dicono non impareranno mai. Il 2 e il 4 perché? Perché è un modo, nella musica occidentale abbiamo sviluppato una concezione del ritmo e del metro per cui gli accenti principali dentro la nostra testa cadono sull'1 e sul 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oppure il valzer è 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè l'accento principale cade sull'1. Siccome la concezione africana prevede invece, come avete sentito, l'esaltazione di quello che non è l'1, come nella ragazzina era 1, 2, 3, l'accento cade in contrasto con la prima pulsazione sul 3, nel jazz succede qualcosa di simile. Visto che nella musica occidentale l'1 e il 3 sono importanti,
nel jazz si accentuano il 2 e il 4. Quindi si conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma poi si suona 3. E quello che fa il Charleston della batteria quando sentite lo swing, appunto l'andamento swing, oppure quello che fa per esempio il cosiddetto shuffle, il batterista Art Blakey in questo passaggio, vi aiuto a seguirlo. 1, 3. Questo crea una specie di bilanciamento percettivo tra la struttura musicale che prevede l'accento sul numero 3 e l'esecuzione che invece accentua il 2 e il 4. E questo aiuta alla creazione di questo, di nuovo, di quel gioco di tensione, di relax psicofisico tra una griglia che costringe in una dimensione e un lasciarsi andare nella direzione opposta. Un altro tipico esempio si sente anche nell'esempio di Paul Chambers di prima, cioè quando il batterista accentua il 4, come fa la ragazzina che accentua il 3. La ragazzina faceva 3, 3, 3 con la pietra. Invece per esempio qui nell'esempio che sentirete, siccome il tempo è 4, il batterista accentua il 4, quello che dovrebbe essere il tempo più debole. 4, 4, 4. Arriva. Sentite? Ora, lo swing in realtà è fatto anche di più livelli. Lo swing è una questione non è una questione solo del musicista singolo di Paul Chambers, sì, si può anche suonare swing da soli, come abbiamo sentito Paul Chambers fare il suo 4 quarti, o il batterista avere quel 4 isolato. Ma in realtà lo swing è anche il risultato di un dialogo fra i musicisti all'interno di un gruppo. E qui veniamo al nocciolo anche della questione di oggi, della partecipazione, del dialogo, dello scambio sociale dentro il gruppo musicale. Prima di cercare di capirlo, voglio farvi di nuovo sentire lo stesso esempio che abbiamo sentito un secondo fa. L'assolo di pianoforte di Red Garland con il basso di Paul Chambers e la batteria di Philly Joe Jones. Stavolta però non vi chiedo di ascoltare il contrabbasso, ma vi chiedo di ascoltare il pianoforte. E sentirete due livelli ritmici. Il primo è la mano destra. La mano destra suona un fraseggio, che è quello che avete sentito anche nell'esempio poco prima, sul registro appunto del pianoforte. Questo fraseggio è lievemente, fateci caso, lievemente in anticipo sul contrabbasso sul piatto della batteria, che marca il tempo in modo regolare. Il pianoforte sembra scappare quasi un pochettino, no? Va un po' più veloce, non è perfettamente a tempo. Il secondo livello è la mano sinistra del pianista. La mano sinistra del pianista è costantemente in palese e sfacciato ritardo sul tempo. Cioè il tempo è ta 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 ta. Il pianista fa dovrebbe fare invece arriva tardi, invece di fare Quindi quest'uomo, lo sentirete, con la mano destra, è spaccato in due, con la mano destra suona un po' in anticipo e con la mano sinistra suona in ritardo. Non ci credete? Ascoltate.
tanto Garland ne fa una sul tempo, fa ta, il tempo è questo, dovete sempre avere presente la ogni tanto fa ta, ta, però più spesso fa ta, 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 mentre la mano destra scappa un pochettino in avanti. Attenzione però, se ora provate a riascoltare tutto il contesto, che cosa succede? Succede che sentite il contrabbasso roccioso che con molto relax suona la sua linea regolarissima, tum, 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 tum. In accordo con lui c'è il piatto della batteria, che però non è identico. Ecco lo swing, hanno tutte e due in testa la stessa comune pulsazione mentale, ma il modo in cui si appoggiano su quella comune pulsazione mentale è fatto di tante micro variazioni. Quelle del piatto sono di un tipo, quelle del basso sono di un altro. Poi avete la mano destra del batterista che suona il colpo su 4. Pa, pa, ok? Poi avete la mano sinistra, scusate, del batterista che suona su 4. Poi avete la mano destra del pianista che scappa in avanti e il pianista con la mano sinistra che suona in ritardo rispetto al basso e alla batteria. Lo vogliamo riascoltare? E poi facciamo una considerazione. La destra e la sinistra il pianista. Sentite tutti i livelli? Questo è un buon esempio di come funziona lo swing. Cioè, voi avete 3 persone che hanno in comune una stessa pulsazione regolare. Alcuni suonano quella pulsazione, pensate al basso o al piatto della batteria, altri suonano intorno, contro, in ritardo, in anticipo su quella pulsazione. Comunque, pur avendo la stessa pulsazione in comune, ognuno la esegue e ci suona sopra in modo diverso. Ci sono delle discrepanze. Queste micro discrepanze sono il sale dello swing, ma sono il risultato, perché tutto funzioni, di un accordo che c'è fra i musicisti, che è un accordo che, penso che Marcello sia d'accordo, non si insegna, ed è il risultato di una pratica di ascolto, di immersione in quel linguaggio e di una pratica del suonare insieme. Sono quelle che alcuni studiosi chiamano le discrepanze partecipative. Rifletteteci un attimo, discrepanze partecipative, cioè suoniamo tutti insieme, abbiamo una base comune che è questa pulsazione, ma poi troviamo 2 tipi di relax, 2 tipi di accordi. Uno interno, abbiamo detto, fra tensione e distensione, fra abbandono e controllo, e uno è quello invece di ascolto collettivo di tutti noi, in questo caso di tutti e 3, e laddove i musicisti hanno una compatibilità stilistica, lasciatemi dire anche fisiologica, mentale, musicale, laddove c'è questa compatibilità si crea questa magica situazione in cui si trova l'equilibrio fra abbandono e tensione, fra tensione e controllo, rilascio e abbandono. Tutti questi equilibri si trovano a livello collettivo nelle discrepanze partecipative. Ora riflettete un secondo su questo e ci avviamo verso la parte conclusiva di questa conversazione. Riflettete un attimo su questo aspetto. Si tratta di nel momento in cui si fa jazz su queste basi stilistiche, perché poi ci sono anche altri modi di fare swing, magari ne accenniamo uno rapidissimamente, nel momento in cui in questo tipo di stile si decide di suonare insieme, si accetta la regola di provare a
di cercare un accordo psicofisico tra di noi, e non è detto che funzioni. Non c'è l'utopia che siccome lo swing è un accordo meraviglioso fra i musicisti funziona sempre. No, è come 4 persone che si mettono a dialogare in una stanza, magari uno è più antipatico oppure non ha voglia di dialogare con gli altri o ha un modo di argomentare incompatibile con quello degli altri, e l'accordo non si trova. Laddove invece si trova, e non è scontato che ci sia, è il risultato di micro aggiustamenti in tempo reale. La differenza con la conversazione, spesso si fa, secondo me, un parallelo che viene fatto spessissimo tra l'improvvisazione jazz e il conversare. La grande differenza è che mentre nel conversare si tace mentre l'altro parla, o ci sono pochi punti di sovrapposizione, a meno che la cosa non degeneri, nel jazz invece c'è sempre una simultaneità di discorsi. Però ecco, c'è comunque continuamente il tentativo di stimolare l'altro, di aspettare un feedback e in tempo reale trovare, e con continua mobilità, questo accordo relazionale. Da questo punto di vista, diciamo, ci sono vari modi di fare swing, anche laddove non avete il tempo regolare. Voglio farvi sentire un esempio. Per esempio, John Coltrane, nel suo ultimo disco, Expression, non era l'unico, ma adottava una modalità ancora più sfuggente da praticare, ancora più difficile. Non c'è un tempo regolare, ma i musicisti giocano su sorte di ondate di energia. Scusate se la terminologia vi sembra poco scientifica, ma è una cosa che si acquisisce con la pratica, e i musicisti, non trovando un termine scientifico o tecnico più preciso, parlano di energia, perché letteralmente è un'energia, solo che non è un'energia, come dire, vaga, un po' così, vagamente new age, è un'energia psichica e poi si trasforma in energia fisica che va ad ondate, e queste ondate si traducono in qualcosa di molto concreto, per esempio in densità di suoni, dove la densità vuol dire suonarne tanti, oppure molto velocemente o meno velocemente. Quando non c'è un tempo regolare, trovare un accordo in questa mobilità di energia che gira fra i musicisti è estremamente difficile, ma quando funziona è una cosa formidabile, come in questo esempio. Sintonia fra di loro, pur non avendo una pulsazione in comune, sono il risultato di una grande prassi, diciamo, di prove e capacità di gestire questo linguaggio. Rimane un ultimo punto. Per poter apprezzare anche queste ondate di energia, chi ascolta o lo swing deve mettersi nella condizione di entrare in sintonia con chi suona, cioè mettersi sulla stessa lunghezza d'onda psicofisica, in particolare della pulsazione, per esempio con il battito del piede o danzando su quella pulsazione, e questo porta nei casi migliori, quando la cosa scocca, quando funziona, quando c'è compatibilità, porta nei casi migliori a entrare in perfetta sintonia con i musicisti, cioè a vivere con se stessi il relax dei musicisti, quel gioco di abbandono e controllo che troviamo anche nella danza.
cioè io mi muovo liberandomi e contemporaneamente mi controllo sui passi che faccio, soprattutto se lo sto facendo anche con un partner. Come funziona questo meccanismo di dialogo fra l'equilibrio psicofisico costantemente dialettico mobile del musicista e quello degli ascoltatori che battono il piede, muovono la testa, oppure come nel caso delle ondate di energia viene per esempio una reazione tipica registrata, è quella dell'oscillazione del busto, un'oscillazione che non è ritmica con quella, come dire, in accordo con quella della musica, ma prova a registrare e a entrare in sintonia con quei movimenti di energia. Questa è una reazione tipica che si anche negli spettatori che ascoltano questo tipo di musica, movimenti costanti del busto, visto che è una cosa che poi non si può danzare. Ecco, su questi aspetti la ricerca scientifica è piuttosto indietro. Sicuramente quando parliamo di accordo psicofisico dei movimenti corporei è possibile un'ipotesi che i neuroni specchio giochino un ruolo cruciale in questa cosa, ma è un'ipotesi e da questo punto di vista le neuroscienze sembrano molto più interessate ad aspetti legati al singolo musicista o all'attività del musicista che alla relazione tra il musicista e l'ascoltatore, come se la musica si facesse in un vuoto sociale. Questa è un po' una pecca delle neuroscienze da questo punto di vista. Però evidentemente questa è una strada da percorrere. Concludo invitandovi a una riflessione in questa, perdonatemi così, velocissima carrellata sulla questione dello swing. Abbiamo detto che lo swing è un'attività partecipativa che a questo punto, capite, riguarda anche chi ascolta e chi danza o muove la testa o batte il piede, tra l'altro creando un feedback sui musicisti, perché un musicista che fa swing e vede una platea congelata si congela anche lui, mentre una platea che muove la testa, batte il piede o qualcuno si alza e comincia a ballare crea un feedback ritmico ovviamente che si riflette improvvisativamente sull'attività del musicista, quindi c'è anche un dialogo. Allora questo dialogo è tra i musicisti, un'attività partecipativa tra i musicisti, è un'attività partecipativa con chi ascolta, ma riflettete su una cosa: chi ha creato questo tipo di modalità comunicativa all'interno della musica, che implica fondamentalmente due faccende? Uno, accoglimento dell'altro nel gruppo, che possa entrare l'altro in accordo con noi che suoniamo, trovando un equilibrio dialettico costantemente in bilico di movimento. Due, raggiungimento di un benessere psicofisico e relax, tale per cui io mi esprimo creativamente e controllo quello che faccio, mi lascio andare in controllo. Chi l'ha creato? L'hanno creato gli afroamericani. Un popolo sul cui corpo è stata esercitata una violenza plurisecolare, dai rapimenti in Africa all'attraversamento dell'Atlantico, a secoli di schiavitù, torture, morte, sui corpi, non solo sulle menti. Il dolore dei corpi e la repressione di una cultura cosa hanno prodotto? Una cultura dell'accoglienza, una cultura del dialogo, una cultura del benessere psicofisico. Questo vi fa capire quanto sia stata fondamentale la musica nella affermazione positiva della cultura afroamericana e come lo swing sia in fondo un dono che una cultura soggiogata per secoli ha fatto ai suoi carnefici e al mondo tutto.